Benvenuti! Oggi sono qui con Amira, una studentessa che sta facendo il servizio civile all'ENAIP Veneto di Noale. Benvenuta Amira. Grazie, ciao Maria. Ti vorrei fare un po' di domande per conoscere la tua esperienza in ENAIP Veneto. Cosa ti ha spinto a scegliere ENAIP Veneto per il tuo servizio civile? Ho scelto ENAIP Veneto perché io vivendo a Noale conoscevo l'esistenza di questo centro di formazione professionale e ho scelto di fare il servizio civile perché volevo fare qualche esperienza dopo la maturità e avendo sempre fatto un po' di volontariato e volevo comunque continuare con questo mio impegno sociale e di farlo in modo un po' più serio. Certo. E quindi ho deciso di fare il servizio civile in ENAIP perché riuscivo a unire sia la mia volontà di fare esperienza sia l'impegno sociale e anche ho scelto di farlo in ENAIP perché essendo una scuola riuscivo anche a mettere in mezzo il mio interesse per l'istruzione e la formazione. Certo, grazie. Raccontaci la tua giornata tipo, quali sono le principali attività che svolgi durante il tuo servizio civile? Le attività variano a seconda del periodo e a seconda delle necessità e esigenze, Certo. ma ovviamente sono tutte incentrate sugli studenti in modo diretto e indiretto. Per esempio all'inizio del servizio civile mi sono occupata insieme ai tutor delle iscrizioni dei colloqui conoscitivi e in questo periodo ci sono gli stage, invece in modo diretto assisto alle attività didattiche che svolgono i docenti e faccio attività dirette con gli studenti e organizzo per esempio quello dell'assemblea di classe. Poi ci sono gli studenti che magari hanno bisogno in qualche materia di qualche aiuto, do una mano e sì, le attività variano a seconda delle necessità. E ti ha dato modo anche questo percorso che stai facendo di vivere delle esperienze anche extra mura, diciamo, di ENAIP Veneto? Sì, per esempio un po' di tempo fa, insieme a un'altra allieva di ENAIP Noale ed altri studenti di altre sedi, sono andata a Roma per l'80° delle ACLI dove ho potuto conoscere il presidente Mattarella. Ok. Quindi insomma un'esperienza che te ne fa fare anche tante altre, insomma. Che tipo di competenze hai sviluppato, stai sviluppando all'interno del tuo servizio civile? Con il servizio civile si riescono a sviluppare molte competenze perché si toccano tanti ambiti. Una delle capacità che ho sviluppato di più forse è quella comunicativa perché essendo in contatto sempre con tante persone e di diverse età ho imparato a capire meglio come approcciarmi a seconda della persona che ho davanti. Un'altra competenza che ho migliorato è quella organizzativa perché ho imparato a pianificare comunque un'attività e lavorare in team e ho sviluppato molto anche la mia empatia perché così riesco ad entrare meglio in sintonia con gli studenti e anche con le altre persone che incontro ogni giorno. Ok. Consiglieresti quindi questa esperienza ad altri ragazzi? Certo, perché è un modo di conoscere persone nuove, ma anche di fare esperienza e ti fa capire anche che in futuro che tipo di lavoro magari vuoi fare. Quindi sì, lo consiglierei e basta. E se dovessi dare un consiglio, quale suggerimento daresti a chi è un po' indeciso ma sta decidendo magari di intraprendere un servizio civile, un'esperienza di servizio civile? E di essere aperto e curioso perché bisogna riuscire comunque a scoprire realtà nuove e anche di essere molto flessibile perché come ho detto prima le attività sono diverse, le esigenze sono diverse, magari si fanno cose più pratiche oppure anche cose forse considerate un po' più noiose. Certo. E di non aver paura del fatto che sia un anno di servizio civile, perché il tempo passa molto in fretta. Bene, bene, grazie. Grazie allora Mira per aver condiviso la tua esperienza di servizio civile in ENAIP e alla prossima. Grazie a te.